Canal. Scegliamo le treccine. A vedere che robe. Capra. Ieri sera ci siamo posteggiati qua. Chi è che si preoccupa di lui? E trova questo cartello che vedete anche voi. Mercato la domenica mattina. Oggi è domenica. Erano le 10:30 quando ce ne siamo accorti. Non potevamo più spostarci perché c'è il coprifuoco. Allora avevamo detto vabbè, rischiamo. Canal. Una manager a bordo di un camper. In viaggio per l'Italia. Tanti influencer da incontrare e un vino da consegnare. Andiamo a vedere questo mercato. Il nostro camper della Do. Il camper di Lucchetta. E noi andiamo al mercato. Essenziale. È finito il mercato di Novello. Noi fino adesso non abbiamo mai pagato il posteggio. Arriviamo in Liguria e si paga. Coincidenze? Io non credo. L'influencer di oggi è una modella curvi. Non solo modella. La vedo già dalle curvi. Eccola Fabiana. Maestra di sostegno ed inglese. Piacere. Mio, nostro. Ci prendiamo uno Ma noi spritz. Sai com'è quello alla Ligure? Aperol e prosecco. E basta. Risparmiamo sull'acqua. Se ci mettessi l'acqua. Vedi qua il Ligure è venuto fuori. Lo spritz non con le patatine, con la focaccia. Focaccia genovese. A Genova potrete vedere delle finestre finte. Nel 1700, e da qui ecco perché siamo tirchi, misero una tassa per chi avesse più di 6 finestre. I genovesi hanno murato le finestre, le hanno dipinte sopra per non pagare le tasse. Da lì è partito Garibaldi con i suoi 1000 per unire l'Italia. Non voglio polemiche perché ho il pubblico veneto. Questa Problemi. è storia. Questa è storia. E questo è Sottobolide. Eccoli. Allora, questa che vedete qui è Porta Soprana, che è una delle porte dell'antica città di Genova. Noteremo che le strade si fanno sempre più strette perché Genova è città portuale. Quindi venivamo attaccati dai nemici a mare e la nostra difesa era costruire le case sempre più vicine così che i cavalli e mezzi non ci passassero. Quando ero piccola io ero ossessionata da Genova. Questa è la prima volta che vengo a Genova. Chiedevo in continuo al mio papà: portami a Genova, andiamo a Genova. Mio papà non ne poteva più. Ciao papà. Un giorno mi ha detto: va bene, sali in macchina che ti porto a Genova. Mi ha portato a Vittorio Veneto, mi ha fatto scendere, mi ha detto: ecco, questa è Genova. Sì, c'è la... Aglio però. Ah, infatti. Purtroppo anche questa volta dobbiamo dire addio. Arrivederci. Arrivederci. Mi dispiace proprio. Ci sei tu, sì, però non lo so. Però cosa? Allora, questo è un pensiero per te. Ragazzi, Ciao. ciao. Nicolas, si parte. Manager, partiamo, andiamo. Non vedo l'ora di andare in Sardegna. Anch'io sono contento. Ragazzi, qui pro qua, aprite. Mamma mia ragazzi, che incubo! Tra poche ore prenderemo il traghetto alla volta della Sardegna e quindi Nicola si è gentilmente offerto di prepararci dei tramezzini. Pane da tramezzino, maionese. In the pot we got tomato. In the dish we have spaghetti. On the stove we... Siamo persi. Che posti abbiamo? 0607? Oh là. Ciao Liguria! Ciao! Buonanotte. Caffè. Canal, ogni suo desiderio un ordine. Meno male. Siamo un po' agitati Un po' perché tanto. io ho gli occhi gonfi. Io ho un po' di tossetta, ma la bronchite No. è la mia. No, è un momento comunque di tensione. Sì, potremmo essere... No. No. Siamo professionisti noi. Sei teso? No. Ma sì che te sei teso. No. Speriamo che il responso sia favorevole. Che tensione, caspita. Proseguire il vostro viaggio. Tutti quanti? Negativi. Wow! Siamo stati attenti, ci siamo disinfettati sempre le mani, non abbiamo abbracciato nessuno, abbiamo fatto una vita di merda, la nostra emotività è stata messa completamente da parte, ma siamo negativi, cavolo. È a posto, è a posto. Ecco, Venite! Ci stanno regalando la bottiglia del vino. Voi siete volontari tutti, giusto? Sì. Grazie mille per il lavoro che fate. Grazie. È un prosecco buono, è molto buono. Mi raccomando, va bevuto freddo, Sono felicissimo, sarebbe stata una tragedia, un effetto boomerang. Sarebbero venuti fuori tutti gli haters Ma no. a dire: ecco, è tu che vai in giro e ti sta bene. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Bello, ancora. Bello questo.
Bellissimo, adesso stiamo qua e ci godiamo la pioggia. Dai, canale, dobbiamo andare. Un attimo. Così, io capisco dal tuo sguardo che c'è qualcosa. Dai, raccontami. Niente, canale. stavo pensando alla mia storia d'amore che ho vissuto qua ad Alghero. Un amore passato. Non è una leggenda questa, è una storia vera che riguarda me, la mia vita privata. In prima superiore mi sono innamorato di Maria Antonietta Tillocca Grande fratello 1. e volevo assolutamente parlare con lei. È di Alghero, no? Ho chiamato col telefono fisso tutti quelli di Alghero. Tipo? Tutti i bar, tutti i ristoranti, tabaccherie. Cosa dicevi? Cosa dicevi? Ciao, sono uno che è innamorato di Maria Antonietta Tillocca, devo parlare assolutamente con lei. Finché trovo la zia che mi assicura che appena vedrà Maria Antonietta mi richiamerà con lei. Ma io ho speso tanti soldi in telefonate interurbane, sono arrivate le bollette a casa mia, le ho nascoste sotto il letto. Era un problema che avrei risolto dopo la nostra storia d'amore. Ok. O forse durante, con la forza dell'amore. Sì. Però mia mamma le ha trovate le bollette. Ero a scuola, stavo facendo ginnastica e ho sentito un colpo al cuore. Era mia mamma che stava trovando le bollette e mi ha detto: mi hai deluso profondamente. La parte bella è che finalmente Maria Antonietta mi chiama. Ciao, sono Maria Antonietta. Quando mi ha chiamato ero talmente imbarazzato che io non ho detto niente. Dall'emozione, ciao. Ciao, e dopo basta, la nostra storia d'amore è finita così. Ciao Maria Antonietta. Quante Ciao. cose avrei da dirle adesso. Sì, però ormai il Dai. treno è partito. Il camper sta partendo. Andiamo! Ci siamo fermati proprio qui sulla piazza di Arborea. Arborea è il primo comune onorario del Veneto fuori dai confini regionali. A giorni noi installeremo il cartello dove dirà che appunto Arborea è comune onorario del Veneto. Vivere comunque una cultura veneta in Sardegna è certamente diverso, magari uno è forse più portato a conservare certe tradizioni, in occasione dell'Epifania ancora inclusa la vece, insomma. Se le Faivere va a ponente, panoce niente, se le va a levante invece panoce tante, capito? C'è la sagra della polenta qua, no? Da 35 anni una festa popolare enorme porta ad Arborea decine di migliaia di persone. Io vi lascio questa. E io ti lascio questo, che è il Bacò, nominato vino identitario della nostra comunità. Il vino che i nostri coloni, quando sono venuti negli anni 30 in Sardegna, si sono portati dal Veneto. Ma dopo tu lavi i piatti, caro mio. Sempre. Io lavo sempre i piatti. Non è vero, non lo fai neanche sempre. Ogni tanto dici manager tocca a te. E letto? Chi che fa il letto? Io! Stiamo andando nel centro di Cagliari dove ci aspetta. Dani, il mio mito del Vabbè. momento. Sono io, Ecco, non c'ho il verificato qua, però sono sempre io. Sei sopra la Ferragni? Cioè stiamo parlando Wow. con uno che è sopra la Ferragni su TikTok. Posso sfatare un mito? Sì. Che i sardi siano tutti bassi. Come vedete, se ci possiamo avvicinare, più o meno. Tu quanto sei alto? 1,77, 8. Io sono 1,75. Ma quante cose in comune? Lui era in punta di piedi. Sì. Ripreso. Era il mio posto preferito. Questo locale qua all'aperto dove si vedeva tutto lo skyline di Cagliari. Siamo in Sardegna da 3 giorni. Abbiamo sempre trovato pioggia. Per vedere il sole c'è stato bisogno che arrivasse Dani, che porta il sole nelle case di milioni di italiani. E noi ce l'ha portato qui a Cagliari. Dani probabilmente tra un po' andrà via. E infatti, vabbè. sono già pronte. Questo è per te. Qui c'è la bottiglia di vino. Lui non è mai stato in Veneto. Se vieni, ti organizzo tutto io. Non paghi niente, fai come la Ferragni, visto che lui è più della Ferragni. Ci sto. Grazie Dani, grazie mille. Grazie mille. Purtroppo dobbiamo lasciare anche Cagliari, la Sicilia ci aspetta. Quando ho chiesto a voi quale fosse l'influencer della Sardegna, mi avete risposto in moltissimi, Dani e anche Cristian. Vi sto ridendo, ma a Cristian non ho neanche provato a scrivere perché figurati Ma se hai fatto quello. bene, quello è un deficiente, lascia perdere, non scrivere perché a me proprio sta sulle palle. Ma posso chiederti una cosa? Non so chi tu sia, puoi almeno dargli questa bottiglia di vino a Guarda, Cristian? tanto lo vedo, fa sempre lo scemo in giro. Togli un attimo la mascherina per cortesia. Cristian! Mi accompagni verso la nave. Ti accompagno verso la nave, come ti sei trovato? Benissimo. Ok. Adesso ancora meglio che ti vedo, sono Hai visto che contento. bello. Stiamo andando via noi, non c'è più tempo, Chi l'ha fatto il selfie con me l'ha fatto e gli altri la prossima volta. Perché io sto andando via.